Sì. Fluido.net e tutte le cose belline. Allora, con la calma che ci contraddistingue, senza nessun problema. Amato Andrea Sartorio, iscrivetevi al canale subito. E i like devono arrivare a 1926 nella live devono arrivare, perché attenzione, no, perché poi ci arrabbiamo. Allora, vi voglio bene, vi abbraccio. Questa pure è una live lampo, quindi se tenete delle cose pregnanti da dire, ditele subito o tacete per sempre, perché dobbiamo subito, vedi i like, bravo. Daniele, Francesco, Salvatore, Mario. Mamma mia, Meretta era scarso. Meretta ha fatto una parata, ha fatto due parate belle, ma una ancora di più, per l'importanza poi della parata. Ma se poi tu mi dici Meretta è scarso, io devo subito mettere in mezzo a Mario Rui, 9 in Bagello, subito, ma proprio subito, senza proprio alcun dubbio. Poi possiamo riflettere sul fatto che abbiamo detto di Simeone rispetto a Pedaglia nei guadagni di gol. Che bello. Esatto, Rita. No, perché io tengo che fa e me ne devo andare a suonare, però meno fluido ma molto concreto. Allora è giusto, fate bene, voi siete gli amici, io mi dimentico che ho a che fare con gli amici bellini, con la community che non risulta triste e che conosce le cose, dei comportamenti. Guarda che meraviglia. Lo sapete come è andata la partita, adesso ne parliamo velocemente. Pompieri di tutta Italia, unitevi. Però io sul pompieraggio, io oggi l'ho detto e lo devo dire. E chi non ha visto la reaction, uscite un attimo dalla live, andatevi a vedere la reaction, tanto è breve e ci vediamo a fine reaction. Lasciate il like là, vedete quello che dico, dopodiché ritornate. E poi magari qualcuno si sta guardando questa live, ve la recuperate dopo perché volete vedervi le cose in televisione, lo capisco, sul televisore, lo capisco. Bravo Lionheart, ti chiamo Lionheart perché mentre il Milan si stava mangiando tutti quei gol nel primo tempo, la mia speranza dentro di me ha detto ma vuoi che Guido Gentile ci ha insegnato a guardare il calcio in un certo modo e avere tutte queste occasioni che poi non concretizzi è peggio invece che è meglio. L'ho detto proprio bene. Vuoi vedere che la percentuale realizzativa è più importante di qualsiasi possesso palla e qualsiasi cosa? È più importante. Aiuto. Chiediamo scusa, l'importante è sempre chiedere scusa. Però io non devo pompierare niente. Madonna Rita, io non calma, esatto, non devo pompierare niente perché lo botca mostrissimo, no mostruoso, mostrissimo, sontuoso, must, losco, Angioletta, qua, tutti a me, quelli della prima ora, quelli che mi seguono da sempre, quelli che conoscono Vita, Morte e Miracoli di questo canale, con un nome o con un altro, tutti a me, venite a me. Allora, con calma, vedi che scorrono tutti i messaggi, lo so. Concreto, Stefano, mi piace la parola concreto. Poi uno la analizza la partita e la analizziamo domani, perché domani facciamo bene, facciamo tutte le cose, gli XG, l'analisi tattica, le parole di Spalletti e va bene tutto. Però il risultato di questa partita non deve essere preso assoluto. Bisogna prendere tutta la giornata. E nella giornata in cui l'Udinese batte l'Inter, ok? Il Monza guadagna i primi 3 punti della sua storia in Serie A contro la Juventus.
il Napoli, la Roma ha perso, vabbè, l'Atalanta sta lì e quindi l'Atalanta troppo sottovalutata, dobbiamo considerarla là in mezzo. Ma io ve lo dico e l'ho detto prima della partita, questa partita, l'ho scritto nella live, partita da scudetto, nel senso che devi dimostrare che ci credi, che lo vuoi, poi non lo vinci, non è detto che lo vinci, poi lo sapete che ci sono tantissime altre variabili, la società, l'importanza nel palazzo, gli arbitraggi, gli infortuni, il mazzo, il quando, tutta una serie di cose imponderabili piano piano. Però quest'anno il Napoli, se il campionato non ha un padrone, il Napoli ha tutto il dovere, da Spalletti a DL, Giuntoli, Santoro, Simeo, il dovere quest'anno proprio non ci possiamo nascondere. È presto, il campionato è lungo? Sì, ma il campionato lo stiamo analizzando da parecchi anni e ci siamo resi conto che sono tutti scarsissimi, non accetto storie, perché sì, si può dire che l'Udinese indovina dei giocatori, che è una bella realtà così, ma l'Udinese secondo voi reggerà? Non so, Atalanta deve fare un bel salto per poi rimanere lì. Francesco, fai un fatto da centravanti, bravo Francesco, perché poi tu ti sei visto la reaction e hai visto come ho aperto, perché poi lo so che, mamma mia, troppi amici che devo ringraziare. Allora, piano, andiamo piano, perché sennò, eccolo qua, ringraziamo Francesco, fai un fatto da centravanti, perché ho detto fai un fatto da centravanti, prima che prendesse il pallone, e ha fatto il fatto da centravanti, che sono mantenuti 3-4 di loro, l'ha smistato, e poi la corsa verso fiducia, perché poi Mario Rui ci ha messo un cioccolatino. Corroborante, Rita, corroborante. Buonasera, River Johnny. Kim pure bello. Napoli alla vecchia Juventus quasi, gioca male ma è cinica. Milan tanta roba e ragazzi, Teo miglior terzino al mondo, e senza dubbio, perché la differenza si vede, questo fa tutto da solo, certo. Ma queste poi sono le vittorie importanti. Sono queste. E il culo, allora, giusto, il mazzo, Cristian diceva, perché poi, se poi andiamo a vedere, quella traversa sta ancora tremando. Allora io non voglio essere, guida tranquillo, Fabio, poi ci vediamo dopo. Non voglio essere risultatista assolutamente, noi le analizziamo le cose e con voi siamo tranquilli. Però il mazzo è una chiave indissolubile di tutti gli sport. E se è vero che Meretta ha fatto delle bellissime parate e che hanno mantenuto il risultato in bilico, quell'azione finale dove Kalulu spacca la traversa poteva essere il finale che ti faceva rimanere male. Speriamo che Rachmani non si è fatto niente, credo di no. Vedi, settimo, ottavo posto, si sta vendendo tutti, ma chi sostituisce? Pasquale, ma si stava vendendo tutti, è chiaro che tu vai a gamba tesa in polemica, ma si stava vendendo tutti, che poi si sono venduti tutti, che poi sono arrivati degli altri che sono all'altezza di questa Serie A, senza dubbio, e vediamola tutta quanta la cosa. Kim è straordinario, Kill è cinese, vabbè, questo ovviamente non ti riferisci né a me né alla community nostra, ti riferisci a un modo di analizzare le cose che non ci appartengono proprio, e siamo d'accordo. Allora, non lo so, sicuramente verrà, lo dirà lo stesso per come lo conosco. Consapevolezza del diritto di vincere, parole di Spalletti? L'Inter ha già 3 sconfitte, Gentile insegna che basta 2 sconfitte per avere lo scudo, è molto improbabile. Penso che il numero di sconfitte stia salendo, poi dopo verrà Guido e ci aiuterà nell'analisi. Penso che stia salendo, visto l'andazzo di tutte le squadre di Serie A, penso che stia salendo il numero delle sconfitte che ti puoi permettere per arrivare a vincere. Penso che stia salendo, ma la faremo tutta l'analisi tranquilla. Hai notato come si sono scambiati di posizione Kvara e Zielinski? Spesso abbiamo attaccato a 4, 3 su un lato e 4 ritorno dall'altro. Polità, sì, fa parte, Antonio, dei movimenti che devi fare. Ovviamente lui c'aveva Calabria proprio addosso e quindi dovevi poi, per liberarti della situazione, dovevi accentrarti per forza. Questo poi liberava un po' di spazio dove Zielinski si poteva inserire. 250 like? Allora, non c'erano like preventivi, ci sono persone, forza, non parlo più, guardo il telefonino. Non è vero, non è detto,
Abbiamo vinto a Milano l'anno scorso, poi non vi dovete far pompierà, queste cose non sono vere, non sono dette, non è detto. Non è questa l'analisi. L'analisi è: il Milan è forte, il Napoli ha tenuto botta, il Napoli non si è desunito, il Napoli ha approfittato delle occasioni che ha avuto e c'è testa. C'è testa. Che poi i cambi quest'anno sono importanti, sono di livello, non c'è alcun dubbio. Non c'è alcun dubbio. Partita da vincere l'hanno fatto egregiamente con il giusto spirito. Unico piccolo neo, Zerbin in copertura. Sì, nella reaction me lo sentirete dire. Zerbin, step up your game, perché ha proprio sofferto l'impatto con Teo, ma te lo puoi aspettare. Te lo puoi aspettare, perché comunque il ragazzo sì, sta facendo adesso le prime esperienze, ma c'ha solo Serie B. Allora, 230 è poco, no, è poco, è pochissimo. È pochissimo. Ha tenuto Lobotta, battesimo di fuoco, senza dubbio. Forza Napoli, Raffaele, sì. Che me ne frega del pompinaggio, godiamo oggi del domani non per certezza. Giustissimo Angela. Io mi sono portato un po' avanti, perché poi ovviamente arriva la sosta e sapete che la sosta con il Napoli che ha tenuto botta, che ha vinto a Milano, significherà che si parlerà questo dell'anno così. Ho rotto le cuffiette. Anche io rompo le cose su YouTube e non divento mai virale. Ma perché sono cose piccole, io devo distruggere i televisori, le cose. Ho aggiustato. Non posso diventare virale. Diego Pugliese, Ciolito, todo me parece, cheat. Siamo i ridimensionati più belli del mondo. Un abbraccio vale, è sempre forza, è sempre solo Forza Napoli. Kvara diavolo. Kvara è proprio, secondo me, l'ottimo esempio di questo Napoli. Perché è imprendibile, perché è difficile da marcare, però te lo azzannano e a un certo punto lui si innervosisce pure un pochino, qualche cosa la sbaglia, ma poi è stato decisivo, perché ha fatto quello che doveva fare, decisivo sul Serginho Dest. E se permettete, io non mi prendo meriti, però Serginho Dest l'ho preso io al Fantacalcio. Sapete chi altro ho preso al Fantacalcio? Ho preso i portieri del Milan, quindi è tutto merito mio. Che poi stia anche dando una mano all'Inter, perché ho preso Dumfries, ho preso Di Marco, ho preso Darmian, sto dando una mano sicuramente alla Juventus, avendo preso Quadrado, avendo preso Kostic e anche Rabiot. Sono tutti infortunati. È stato difficile fare la squadra. È stato difficile fare la squadra e sono contento di aver fatto prendere un paio di gol a Magnan e che Meret, che era contro di me, Francesco Fucci, dove sei? Va tutto bene. È così che si fa il fantacalcio, senza prendere i giocatori del Napoli, se no vai in freva 2 volte, e se i giocatori del Napoli vanno male sei contento perché non ce li hai tu. Io credo che così si faccia il fantacalcio, poi non lo so. Ci siamo? Ci siamo. Buonasera D27. Tepin doveva coprire Teo, ma non c'è partita tra i due, poverino, avversario scomodo, ma poi qualcosa di buono l'ha fatto. Ma che squadra che siamo? Non c'è, non lo so, verrà più tardi, ragazzi, non ci ingrippiamo tra di noi, lo so, così, poi al primo errore lui torna, al primo errore di Mare lui torna, noi partita per partita, se non ci ingrippiamo è meglio partita per partita. Mi confermate che Lobotka ha rubato pure i palloni negli spogliatoi? Mamma mia, la crescita di Lobotka nella seconda parte di gara, che si è preso quei falletti importanti, si metteva davanti al pallone, Arrizzo, vi ricordate che si arrizzava con Demme? Mamma mia, Lobotka, mamma mia, che cosa hai combinato? Virgilio Bandiera, ho visto una conferma di Glasgow del linguaggio del corpo, significa che la squadra ci crede e sa di cosa è capace di fare, siamo sulla strada giusta. Aggiungo, Virgilio, e ti ringrazio sempre, questa era una di quelle partite che noi tifosi l'abbiamo sentita, se io che non mi sbilancio mai l'ho voluta anche chiamare partita da scudetto, l'abbiamo sentita tanto, visto che l'Inter perde, visto che la Juve perde, sarebbe stato bellissimo un pareggio tra Roma e Atalanta, però la sconfitta della Roma almeno fa deprimere un po' loro, quindi almeno -1, eccetera eccetera. L'abbiamo sentita molto, vuol dire che la potevano sentire anche i calciatori. Se i calciatori sono usciti indenni, anche con un po' di mazzo, fatemelo dire, da San Siro, dal Meazza, è una roba bellissima. È una roba bellissima. Notizie me le dovete dare voi su Politano, non lo so.
ovviamente non ce l'ha fatta a finire, quindi ha avuto penso roba di caviglie, però non lo so. Non c'erano like preventi, non lo so, no c'erano, è perché l'ho messa, non lo so, non li ho controllati. Forza, 300 like, sta parlando Domenichini, poi mi direte, quindi Spalletti fa parlare Domenichini, meglio, così non si incazza. Bravo Massimo, sì, Garra, poi galleggia bene tra le linee, galleggia bene sulla linea, non tra le linee, sulla linea dei difensori, devi stare sempre attento, mentre onestamente quando c'avevi Petagna i difensori potevano anche andarsi a fare una sigaretta. Diciamole le cose, non ci dobbiamo mantenere sempre così. La differenza tra Simeone e Petagna si vede. Poi Petagna le ha fatti qualche gol che ci ha portato 3 punti così, ma proprio come tipo di giocatore ti dà delle soluzioni che Petagna non ti può dare. Diciamo no Latte, no, io non è che metto la Roma, io ho messo la Roma, in Serie A si dice che sono tutti nel condominio, le 5 sorelle, le 7 sorelle, sono diventate 8 sorelle, quindi c'era pure la Fiorentina, c'era la Roma, eccetera eccetera. Dato che è un campionato, credo io, poi mi posso sbagliare, dato che è un campionato molto equilibrato, dove tutte stanno perdendo punti anche con le squadre più piccole, per me mi potete dire quello che volete, non accetterò mai il discorso le piccole sono diventate più forti. No, secondo me sono più scarse in generale anche le grandi. Essendoci molto equilibrio, è un campionato che probabilmente si deciderà sul punticino, su 2 punti. Così non vedo nessuno che può ammazzare il campionato. Adesso voi tifosi del Napoli mi direte il Napoli lo ammazza il campionato, vediamo. Io con il mio atteggiamento di pompieraggio e di prudenza e di vediamo partita per partita mi sto trovando bene perché me la sto godendo. Poi non so voi, magari così, non so voi. Non mi arrivate WhatsApp. Il solito Mario Rui fantastico. Careca aveva pronosticato l'1-2. Mario delle Vedove vuole like. Come fa? Che vogliamo fare? Sì, Valentina, fai bene a ricordarlo, l'ho detto nella reaction. Un abbraccio gigante a tutta la famiglia Insigne, senza proprio dubbio. Fatto bene a ricordarlo. Migliore in campo Kim è un mostro, migliore in campo, io insisto, Mario Rui. Kim molto bene. Buonasera a tutti. Ciolito ha fatto un gol bellissimo, tra l'altro. Non facile, bello stilisticamente, se l'è preparato lui. Ha attaccato la porta con un tempismo, quel pallone fantastico, la tocca proprio bene, imparabile. Kim, sei tu. Fantastico, Guerrieri. Maurizio Farias. Dopo 9 partite tra campionato e centro sono già 12 gol realizzati dai nuovi acquisti. Scusate se è poco. E poi facendo i calcoli di quanto mi hai supportato li potevi comprare anche tu. Grazie Maurizio, un bacio gigante, che grande impatto dei nuovi acquisti, ci sta, grazie. Dinamica dell'infortunio, io penso che si sia girata la caviglia, ha preso un calcio sulla caviglia, se ne stava andando, ma saranno più precisi gli amici Bellini. La differenza di Simeone e Petagna l'ha fatta Giuntoli, che ha pagato Simeone al costo di Petagna. Boom. Non meritavate proprio. C'è un MM che lo vedo proprio arraggiato, ma quello la faccia tua o no? Allora, non meritavate proprio, non è una cosa che insulta. Vedi, io qua c'è lo stadio. Però, per sicurezza, va bene, ogni tanto si può anche non meritare. Quante partite avete vinto 1-0 senza meritare? Tante. Si vincono pure gli scudetti così. Si vincono anche gli scudetti così, quindi va bene. Quarantella ha guadagnato un altro rigore, ma non lo avevano capito le difese. Stasera sono tutti punti guadagnati, non avevamo niente da perdere. Ora ci sta anche l'Udinese dalle sorelle. Bravo, infatti, non esageriamo. Un abbraccio Marietto. Sì, vabbè, ma lo puoi capire quanto vuoi tu, ma quello è forte, non c'è niente da fare. Però non avevamo niente da perdere, non sono d'accordo. Avevamo da perdere che ti ridimensionavi e davi uno slancio al Milan pazzesco.
Ora io non lo so se il Napoli è capace di mantenere questa cosa, perché ricordiamoci che l'anno scorso siamo partiti benissimo e poi siamo venuti meno, ce lo dobbiamo ricordare, se no ci rimaniamo male, mettiamolo in conto, però almeno non li hai fatti scappare, almeno gli hai dato uno schiaffetto morale sportivo a dire aspetta, non te ne andare, rimaniamo tutti qua intruppati ancora, poi dopo vediamo sul lungo se qualcuno continua a sbagliare con le piccole, perché poi lì starà tutto, io insisto, con le piccole, e stanno sbagliando le grandi con le piccole, stiamo vedendo Udinese, Monza eccetera eccetera, e quelli sono punti clamorosissimi, pesantissimi. Grande difesa, centrocampo che ha sofferto per 70 minuti le marcature del limite, e poi quando ha guadagnato campo negli ultimi minuti abbiamo comandato noi, attacco concreto e spietato. Sono partiti di VB ovviamente per l'amico, ci stanno tutti, io l'ho detto per sicurezza, c'è pure l'amico Giorgiano, Rafael di Laverizze, sembra pure un po' di Lorenzo Rizze, Kvara Show, no, Napoli Show in Milan, yes! Let's go! Kvaratskhelia, lo dico bene. Si può dire pure Kvaratskhelia, ma è la Z che mi interessa. Kvaratskhelia. Ah, che bellezza. Di quale lega sono fatte le gambe di Anghissà? Che insisto, in crescendo sempre, perché comincia con gli infradito e poi si mette le scarpette. Sono convintissimo di questa cosa qua. Enrico Giannone, un bacio gigante. Grazie. Michele, poi metta coppa, come facciamo? Già detto Walter, sì, ma lo dobbiamo ripetere assolutamente. Dove sta Michele? Aspetta, ecco qua. Quello che ho detto pure io quando ho visto le mani fasciate, questi fanno bravo, tutti quanti, Kim, Politano, Anghissà, tutti quanti così. Tutti con queste mani fasciatevele tutte. L'urlo di Kim alla fine troppo. Chissà, fanno il pacchero del soldato. Non lo so. Clara, ti amo, ma passa la palla. Giusto, Gicolo, giusto. A un certo punto ha fatto una di quelle cose sue, che aveva guadagnato campo, se ne era superato uno, eccetera, eccetera. Poi si è intruppato, ha detto questo mo lo sostituisce subito per punizioni. Il vocale proprio incazzato di Spalletti. È giusto, noi siamo troppo avanti, noi guardiamo certe cose, ci accorgiamo dei difetti di un ragazzo di 21 anni, quindi tutto giusto, anche lui che si incaponisca, credo che sia giusto, non lo stiamo pagando per ora, quindi tutto bene, e adesso che non lo stiamo pagando, con la freschezza dei 3 punti portati a casa, glielo si dice e glielo si spiega. Buonasera King Queen. Posso, ma perché soffrire le ultime sostituzioni dopo Antonio Cassiano, benvenuto. Cassiano, bellissimo. Perché soffrire le ultime sostituzioni dopo il 2-1? Abbiamo aspettato l'87esimo minuto, mi sembravano un po' stanchi, sempre per Forza Napoli. Sì, però secondo me stavamo bene in campo. Non lo so se si potevano fare prima, però sai, Ndombele, Zielinski lo capisco, metti più fisicità, ma se Ndombele poi ti perde una palla e là succede un macello. Elmas Kvara, secondo me anche lì, per non mortificare il ragazzo, lo ha tenuto un po' più a lungo dopo quelle ultime palle tolte. Però capisco. Ma nessuno dice che abbiamo giocato senza Osimhen e vinciamo loro una partita senza Leao e sono finiti? Si deve dire, si dovrà dire anche questo. E si dirà anche, te lo anticipo Mariano, ma questo Napoli non gioca meglio senza Osimhen? Sentiamo, lo dirà. Io sto ancora aspettando le parole di Giuffrida arriveranno senza dubbio, poi arriveranno queste cose qua senza Osimhen e Napoli, e io vi risponderò meglio che Tunim, perché servirà anche lui. Mamma mia Kim, forse l'unico in difesa l'avevi interpretato da subito bene la partita, non staccava mai dall'uomo, specie da Giroud, bravo anche nei contatti, quando c'era da menare menava. Sì, al contempo ragazzi ricordiamoci che comunque Giroud l'ha fatta la partita e penso che abbia avuto anche un voto alto, perché lo mantieni, qualche cosa ti scappa, perché comunque Giroud è un giocatore internazionale forte. Il soldatino Kim della Lego è indistruttibile, Luigi. Teo Hernandez molto bravo, problemi sulla fascia, infatti abbiamo chiesto, perché non c'è dubbio ragazzi, quella è qualità.
Il gol di Simeone da grandissimo attaccante, pochi caspiti. Comunque Kim, Anghissello, Bottega sono da fare. Mamma mia, Giuntoli e che combinato. Like, iscrizioni del canale, pompieraggio, esercito, bellino a Beveroni. Forza, camaraggi, veloci. Veloci. A breve le metto, a brevissimo, perché io ho detto proprio vieni da questo orario qua. Però qua devo dire, Claudia, io qua ho sposato le parole di Guido. Io qua non l'ho detto io, ho sposato le parole di Guido. Luigi Rocco, ti dico che non abbiamo rubato niente, abbiamo saputo sfruttare i momenti giusti per colpire. È tenuto Bobotta. Napoli in crescendo, Zerbino non a top, Politano in crescita, Lobo e Anghissà prendono spazi, lui grande e bravo, non andare in freno e capire il cambio. Certo. E lì la maturità del ragazzo deve andare a venire fuori. Vittoria che per fortuna, ma ci va bene. Partita sporca, grandissima vittoria, questi ragazzi sono freschi e cinici. Pino Stracandido! Ma tu stai là, io poi non mi ricordo se è andato allo stadio. Gicos, benvenuto al canale. Poi c'è Giorgio Mele. La gara l'ha decisa Quiccia, senza gol e senza assist, ma che bello vederli in campo con coraggio e sempre molto molto leggeri. Il coraggio è la chiave di tutto. 300, andiamo avanti stasera, deve impazzire YouTube, ma comunque 350 come minimo, dai, siamo 320. L'ho detto Raffaele, dobbiamo lottare per lo scudetto, questo è l'anno giusto, lo ripeto, questo è l'anno giusto, non perché il Napoli sia la squadra più forte dell'era della Renzi, questo discorso non mi interessa, perché poi tutti gli anni è tutto diverso. Chi l'ha detto che Rachman, Albiol è più scarso di Rachman? È tutto diverso. Chi l'ha detto che Koulibaly dopo un paio di anni di Sarri è meglio Kim? È tutto diverso. Non mi interessa, a me interessa che quest'anno, anche un po' l'anno scorso, ma quest'anno sembra di più. Poi vi dico il segreto. Signor Giuffrida, parlate. Hai visto Zielinski è un altro giocatore col centrocampo a 3? L'anno scorso mi dicessi il contrario, che emozioni. E ti ripeto il contrario, perché il centrocampo a 3 va benissimo, 10 metri avanti, 10 metri indietro, sta sempre sotto punta Zielinski, quindi questo io lascio parlare Spalletti, non cambia assolutamente niente, cambia pochissimo. Il problema di Zielinski non è mai una questione di centrocampo a 3, a 2, perché ti devi ricordare che con Gattuso Zielinski sotto punta fece 57.000 gol e assist. Vi dovete ricordare tutto il percorso del giocatore. Perché se poi vi fissate su una cosa che dicono qualcuno, i giornalisti, deve giocare per forza a 3, perché se gioca così, lo dicono anche per le squadre, e poi di volta in volta non succede mai quello che dicono loro. C'è sempre la controprova. Il Napoli col 4-2-3-1 non vince e poi vince col 4-2-3-1. Il Napoli senza il 4-3-3, la cosa del DNA. Più analisi, non è così. Sono i momenti di forma, sono la crescita mentale e la voglia di dimostrare era essere io capitano. Può esserci tutta una serie di discorsi, il peso di essersi tolto Insigne, non solo mentalmente, ma che Insigne gli tagliava sempre la strada. Ci sono tantissime cose da mettere in conto, non è solo 10 metri più indietro, e poi finisce sempre sotto punta perché deve andarsi a marcare il difensore che... Vincere le partite in questo modo è sintomo di una crescita mentale e fisica. Migliori in campo Mario Rui, Lobo, Kim i commenti e ora Bellini. Guido, dove sei? Guido, vieni a noi che gli può managgiare. Dai, perché tanto i like questi sono. È tutto diverso. Comunque oggi è il mio compleanno, il Napoli non ha mai perso il 18 settembre, che meraviglia, Variv. Ma poi c'era pure il compleanno di Polli, non mi ricordo. Maronna, amici, sono dei compleanni, c'è gente che sicuramente che è più felice ancora. Simeone può stare in manca un loco. È stata bella, questa è sempre Giuffrida. Quando capisci che può essere, quando non pareggi o perdi queste partite, e quando vedi, aggiungo, che le altre squadre non sono poi dei fulmini di guerra. Insisto.
Egis secondo me pure può essere, ma andiamo a 400, arriviamo a 400, se no non ci siamo. Kepa, esatto. Zielu volume 4231 rimaneva avanti, invece nel nuovo modulo è stato spostato a sinistra quando possiamo da basso. Va bene, hai ragione tu. Poi a un certo punto io non è che mi posso ingrippare con te e spiegarti delle cose 50 volte la serie, io solo quello so, solo quello che ho notato so. Se lo dice anche Spalletti, o ti fidi di Spalletti, non ti devi fidare di me, ti devi fidare di Spalletti e dei mister, assolutamente non di me. Manniti di Reale. Mario Rui ha preso la chill pill, lo vedo più calmo in questi giorni, ma alle volte sai, non lo so, saranno i capelli, sarà il taglio di capelli. Andiamo nelle analisi per quelle poi pregnanti. E il taglio di capelli che lui per aggiustarselo non sbraccia e sta più tranquillo. Tore Falanga, Kvara merita qualche cazziatone in più. Ottimo Meret, il Milan meritava il pareggio, ma tant'è. A favore, schiat like button, auguri polli. Vedi? No, ma un bacio gigante, Al, non è per te, che sto su di giri. Sto su di giri sicuramente. Grazie, Tore. Sta tosta, Un po' di mazzo, Jacopo. Lo sai che serve, lo sappiamo che serve anche quello, perché senza non si va da nessuna parte. E se magari fosse l'anno in cui il mazzo non ci abbandona? Vediamo. Buonasera Giovanni. La pettinatura da direttore d'orchestra, pure mi piace. La sosta un po' mi preoccupa. Sì, specie quando stai andando forte come adesso, speriamo di rientrare sempre carichi. Sì, giusto. Giusto. Marco Tarantino, buonasera, si scusa il ritardo, ma si gode. Dove sta Polli, ma si gode. Dove sta Polli, augurone, ma si gode. Domani mi onomastico, bravo Gennaro, è vero, domani è San Gennaro, San di Jenarov, e devo pure andarmi a vedere la festa di San Gennaro a New York, vi devo portare con me. Sono contento che anche tu mi hai rimarcato il fatto che Zambo nel primo tempo stava in pantofolini, notato, e il secondo si è messo gli scarpini, Lobotka immenso. Grande Napoli, peccato per Rasper non ha fatto le cose belline, non tutte le cose belline, però ha legato molto. Secondo me una buona partita di Raspadori era difficile perché era troppo isolato. Io per questo pensavo al fatto, metti un Elmas che lo accompagna vicino, oppure lo metti vicino a Simeone mettendolo un po' più dietro. Era un po' troppo isolato e il Napoli nel primo tempo non riusciva poi a impostare quelle azioni, sai, perché stavamo giocando di contropiede e devi affondarlo poi il contropiede con quel coraggio di cui si parlava prima di andare poi ad attaccare l'area. Non c'era quello. E quindi così, però non mi è sembrato sereno di fronte a te, o forse era meglio Lozano, e non sappiamo come stava Lozano. Ovviamente Lozano influenza, può essere che insomma non essendosi allenato forse non era freschissimo, ci può stare. Pompierare ma dicendolo, questo potrebbe essere un nuovo trend, Giuseppe. Politano non ci dovrebbe andare a Coverciano, potrebbe essere una cosa logica rispetto all'infortunio. Godiamoci il percorso e oggi si gode. Sì, tutto quello che volete, ma il Napoli ha vinto per la tenacia, quindi bene così. Scartiloffisti o scatuzzi? Vale, visto Frank davvero leader, ha detto non so a chi che si doveva mettere là. Grande Zambò. Quelli che poi hanno più esperienza, che Zambò in questo momento, 26 anni, è uno di quelli che ha più esperienza. Da come andare a finire una squadra fresca è importante per queste prestazioni. E ma a me Sant'Anna, Marco. Anche che poi quello, se Zambò è quello che ha esperienza eccetera eccetera, anche Zelinski è quello che ha più esperienza in questa squadra. Grande squadra forte, prestazione super di lui e Meret, scusate per lui, ma non sei tu quello che non sei tu. Domani tutti a comprare la maglia di Lobotka. C'era uno che la voleva la maglia di Lobotka, non so se era Giroud, non lo so. Quando il Napoli è al completo, quello che non abbiamo avuto nelle ultime stagioni, questo comunque è un tema perché è difficile contare le partite sul lungo dove poi avevi tutti i cambi eccetera, e un team completo manca perché comunque non hai Dem e Lobotka deve fare gli straordinari e Osimhen, quindi teniamo tutte le cose così. Domani è San Gennaro, ma una fin de Kvaradona l'ho detto, Shoyosakri de Vere che ste
Domani si squaglia, vediamo, perché poi tutto lo scudetto dipenderà se si squaglia, perché ne siamo così. Sì, abbiamo parlato, Robby ha sofferto un pochino l'impatto forse con lo stadio, forse con l'avversario forte, gli è scappato un po' di cose, vabbè, ma ragazzi, sarebbe assurdo poi prendersela non è il più giovane della cucciolata, ma forse è quello meno esperto, quello che ha meno esperienza di partite così, perché Kvara è più giovane, ma ha giocato contro la Spagna, contro le varie nazionali forti. Abbiamo gli XG, ma io ti dico subito se ce li abbiamo, potrei averli se il sito è veloce, io ve lo dico subito. Il Milan 2,25, noi abbiamo proprio rivoluzionato il modo in cui vediamo gli XG e ve lo faccio vedere subito, perché se no non mi credete, se non mi credete non mi credete, ve lo dico subito velocemente. Allora, il Milan meritava, o almeno secondo queste statistiche avrebbe potuto fare 2 gol e 25 e ne fanno uno solo, fammi togliere e il Napoli 1,18. Vedete? Le occasioni del Napoli sono state un po' più clamorose, un po' più pallini così, ovviamente il rigore ti porta a quell'1 così anche quando hai meno occasioni, ma il Napoli ha giocato di contropiede e tutto quello sprecaggio che ha fatto il Milan in quella zona lì, che possiamo anche andare a recuperare come riassunto della partita. Io mi ho scritto inizio forte del Milan, perché ci sono state un paio di occasioni per Giroud non pericolosissime, ma stavano là che stavano pressando. Poi Meret che la spinge sulla traversa, perché le traverse passano a 2, perché con la punta delle dita Meret fa quella parata importantissima. Giroud alla Ibra, poi Krunic parato da Meret, Politano parato da Zero, su assist di Zero, Politano fa quel colpo di testa, niente di che. Nel primo tempo abbiamo sofferto assai. Poi c'è stato quel tacco di Kvara sul passaggio di Di Lorenzo, che comunque non era vicino alla porta. Primo tempo solo Milan, ma vediamo, io mi metto un attimo le cuffiette perché sennò siamo in ritardo e io voglio dare soddisfazione a uno che deve chiedere scusa e aspetta che poi deve aiutarci nell'analisi, che è Guido Gentile. Ciao Guido. La città libera, schiava della libertà. Pronto? Sì. Pronto? Ti sento. Dicevo, ti sentiamo. la città libera, schiava della libertà, serve di assilio. Sei un po' in Speriamo lag. Adesso bene, come senti? Sì, meglio, vai. Aspetta, provo a ricollegare. Ok. Io nel frattempo... Dicevo, la città libera, schiava della libertà, serve di assilio agli esuli e ai sognatori. Il re da loro sarà spodestato, da 100 diventeranno più di 1000. Credo che sia chiaro. È una delle centure, le profezie di Nostradamus. Okay. Buonasera amiche bulline, è la mia risposta. C'è un po' di lag generale, quindi io nel frattempo ringrazio Marco Tarantino, cinici e fortunati. Domani è il mio compleanno, allora c'è proprio momenti di compleanno incredibili. Like per Nostradamus, ti dispiace se ma assolutamente Angela, le priorità, è giusto così. E vediamo, adesso rientra Guido, purtroppo è colpa mia che managgia Ian Bress e purtroppo perché devo fare che fare, ma se aumentassero i like, se aumentassero gli iscritti, io a un certo punto lascio la musica, non è vero assolutamente, e faccio solo lo youtuber, assolutamente falso, sto dicendo una falsità incredibile, ma va bene così. Allora, piano piano, da milanista simpatizzante Napoli, da una parte è vero ciò che dicono il Milan che meritava, eccetera, ma il Napoli ha fatto la partita che doveva fare in trasferta, contropiede, sfruttando le occasioni. Ciro Peluso mi sembra che l'abbia descritta bene.
Vedi, qua non dobbiamo cacciare nessun pistacchio e niente, è un'analisi logica della partita, e addirittura milanista, perché milanista simpatizzante, quindi ancora probabilmente più equilibrato come cosa. Nel frattempo sto recuperando degli schemetti che andiamo a vedere. Nel frattempo che recuperiamo Guido, io mi preparo già questi schemetti perché possono aiutarci a capire la situazione. È importante, ragazzi. Noi poco tempo ci abbiamo, ma devono essere minuti di qualità. Riprendiamo Guido. Eccolo. Sperando che vada bene adesso. Sì. Buonasera amiche belline, buonasera amici bellini. Buonasera Valerio, padrone di casa, e se tu consenti vorrei salutare tutti i dentisti. Vai, è giusto. Ero sereno 2 anni fa, ero sereno l'anno scorso, ero sereno quest'estate, ero sereno dopo i 2 opachi pareggi con Fiorentina e Lecce, ero sereno, sicuramente più felice dopo le brillanti vittorie in Europa, e sono sereno oggi dopo una vittoria che sapete come la penso io della famosa classifica Guido. Sono di quelle poche partite durante il campionato che voglio mantenermi prudente e sereno, non che indirizzano, voglio essere un po' più cauto, possono indirizzare un campionato, e il prudente, sereno ma molto sul pezzo era il nostro vice, che infatti ha sottolineato in conferenza stampa, cioè lui, per pure poche parole, in sintetico, le sbavature e quei punti che sono ancora i margini di miglioramento di questa squadra. Quindi questa è una vittoria importante nei padroni in campo. I padroni di casa hanno uno scudetto a petto, sono una squadra favorita, c'è stato il passaggio ufficiale ormai societario, Pioli non è più padre Pioli ma è Pioli on fire. Abbiamo visto un Milan nel primo tempo che è nettamente cresciuto come personalità rispetto all'anno scorso. Il confronto non va fatto con la partita a San Siro dell'anno scorso, ma con il girone di ritorno del Milan dell'anno scorso. Napoli ha iniziato anche bene. È interessante in queste ultime partite la posizione, secondo me, di Zelinski. In alcuni momenti, e ti invito a rivedere come fai sempre tu, come faccio io dopo la partita, se si riescono a fare degli screenshot. Zelinski spesso era una sorta di 4-4-2, sia in possesso che non possesso, era molto vicino a Raspadori, a volte era il giocatore quasi più avanzato dopo, quasi sulla stessa linea di Raspadori. È una posizione interessante perché liberava la forza esplosiva di Kvaratskhelia, oggi non scherziamo e lo pronunciamo come merita, come giustamente, e per non lasciare solo, che poi uno dei difetti che ha avuto il Napoli l'anno scorso, quando era troppo solo Osimhen. Però il Milan ha prestato molto, Lobotka era praticamente marcato uomo, abbiamo giocato troppe palle spalle alla porta e eravamo troppo bassi, e dobbiamo anche dire che comunque eravamo in casa dei campioni d'Italia, che hanno preso netta consapevolezza della loro forza e del loro ruolo di primi attori nel campionato. Il Napoli ha iniziato molto bene il secondo tempo. Io speravo nell'ingresso o di Elmas o di Lozano per essere più propositivi. Invece ha iniziato con la personalità che ha avuto il Milan nel primo tempo. Un rigore che non era stato visto. Io in diretta ho detto questo non è angolo, o da fallo di fondo o da rigore. Ma Paramount mi ha tagliato, quindi non ho visto proprio niente. No, gli ha preso proprio il piede forte, talmente forte che lui ha calciato col suo piede la palla. Non c'è uno di quei falli che non ci sarebbe bisogno del VAR. A Napoli evidentemente c'è bisogno, perché il Milan ha reagito molto bene di forza e lì il Napoli deve migliorare. Si è fatto un po' mettere sotto anche fisicamente, ma Simeone è entrato da argentino, come è una delle piccole soddisfazioni che ho detto io non inseguivo Ronaldo, io poi non so certi amici o signori o passanti bellini che cosa vedono, in quale multiverso vivo, non voglio fare nessuna polemica, non farò ironia, qualcuno mi ha rimproverato, però insomma non mi sembra di aver mai venduto fumo o promesso vari giocatori che comprano case durante l'anno. Anzi, io dicevo, a Napoli serve gente affamata di 24-25 anni, sono arrivati i 21enni. Fatemi dire, forse non c'è bisogno, per quanto sia sicuramente utile nella vita parlare tante lingue, no? Ancora di non parlare bene italiano, di non mangiare i nostri
piatti italiani, ma la coppia difensiva, tanta roba, e Kim non ha fatto di Maro, ma tanta roba proprio non solo nella personalità, nella forza, nei meccanismi, la linea difensiva, sembrano che giocano da tanto tempo, ma chiaramente tutto è migliorabile. Quanto va di moda nella vita avere le mode col paraocchi? Possiamo dire partita monumentale di Mario Rui? Sì, io ho detto 9, mi è scappato il 9 e poi litigherò poi dopo. Rispondo subito, leggila perché insomma tu sei tutto Sì, unitato. io Interrompo ringrazio l'analisi Lino. perché è già una domanda Sì. molto importante, secondo me. Sì, ringrazio Lino per il supporto e ci dice, non condivido chi sta condannando Zerbin su altri social, quanti errori sono stati fatti da altri che oggi sono sannati? Permetto di dire la mia, e questa è un'analisi del tutto personale, può piacere o non piacere. Si sono visti, a parte i pochi minuti di esperienza in Serie A, i pochi chili, quante volte è stato spostato, ma parlo correttamente, attenzione, io sapete che la mia analisi, Milan oggi ha fatto una gran partita e applaudiamo i campioni d'Italia e non c'è nessuna ironia, oggi non sono per niente ironico, a parte... Ma tu pensa, io non ho mai letto un oroscopo in vita mia, non ci credo, ho sempre detto che sono guace della logica deduttiva. Vabbè, tornando seri, è entrato con tantissima voglia di spaccare il mondo, ma è ancora in esperienza. Chiaro, sul gol anche Di Lorenzo ha sofferto oggi su quella fascia. Nel primo tempo non è avanzato al 22esimo e mezzo per la prima volta e poi verso il 42esimo. D'altronde il nostro allenatore in secondo ha detto stiamo giocando poco, sia perché avrà avuto compiti difensivi, partita straordinaria di Politano, e sia perché il Milan pressava, ma anche lui un po' ha sofferto. Il ragazzo ha bisogno di giocare e anche ha bisogno di mettere un po' di chili, perché in Serie A ti spostano. Si è visto un'azione in attacco dove lui poteva andarsene sul fallo di fondo, giocatore del Milan semplicemente sfruttando il cosiddetto piede perno di basket, i maggiori chili del tronco, del torace, ha fatto sentire il fisico, e ripeto, nessuna, non solo scorrettezza. Sì, di quelli subentrati è quello che ha sofferto di più, però concediamoli anche il beneficio che sono le prime partite. Se uno non gioca mai e non sbaglia, questi ragazzi non impareranno mai. Ebbene fa Mancini a puntare su questi ragazzi e non sui trentenni, perché fra 4 anni ne avranno 34 e non possono andare meglio. Quindi io direi calma anche in questo. Chiaramente chi entra e fa faville dà più piacere anche agli occhi, ma anche Simeone è rimasto col piede, e infatti ha sbattuto subito i pugni a terra, perché poi Mario Rui aveva seguito molto bene l'azione. Vedete quanto è importante seguire il calcio con la testa, ragazzi. Napoli stava anche messo in bene, per quanto chiaramente era un po' scoperto. Mario Rui ha corso come un folle, ma quella zona era scoperta. Il Milan ha cercato di giocare sul lato debole, l'uomo in più, e abbiamo beccato una traversa che poteva essere gol, perché ha sfruttato la superiorità e il buco che si è creato. Il Napoli ha scalato pure bene, però lì aveva il quarto in meno. Esatto. Guido, io ti interrompo perché tra 5 minuti io dovrò andare via. Voglio farti commentare, scegli una delle 3 slide che mi hai dato. Confronto. Ok, è molto perfetto. Importante. È la più importante. Allora vado al confronto e la vediamo così, perché purtroppo è colpa mia il che fare. Anzi dirò, io invece dirò, diceva Peppino, che faremo sicuramente una live durante questa sosta, cioè non ci fermiamo e possiamo recuperare. Ci prendiamo un tempo. A prescindere dalla qualità delle partite, essendo un dato qualitativo, io sono statistico, ognuno ha il diritto di emozionarsi, anche questo io ho più detto sempre nelle dirette. Durante la partita gioite, emozionate, ridete, piangete, non ho mai rubato i sogni di nessuno. Prima e dopo cerchiamo di essere un pochino, non seriosi o seri, un pochino più riflessivi, ecco. Quindi sulla qualità di queste partite qualcuno può dire no, si sta giocando benissimo, ma che il campionato sia di un livello molto basso. Intanto incominciamo a vedere che l'anno scorso, dove si fecero meno punti rispetto all'anno
Vi ho tolto le squadre in modo tale che non è un discorso, e lo dico sempre, di tifo, di maglietta, di campanilismo, ok? È molto chiaro per chi ancora non l'ha capito, ma il 90% degli amiche belline e amici bellini ormai conoscono la mia analisi. E quindi già facevamo molti meno punti rispetto all'anno precedente. Ecco, rispetto all'anno scorso, quindi ovviamente scaliamo un anno, i punti complessivi di tutta la Serie A sono 189 rispetto a 195. Quindi chi dirà perché sono cresciute le squadre piccole, ma non è vero, si stanno facendo meno punti. Esatto, no, questo era troppo importante. Verrà detto, è già stato detto nelle trasmissioni, come diceva Torino. Andiamo a vedere rispetto, non ci interessa se era il Napoli o il Napoli, ve l'ho tolto proprio per non farci suggestionare dal colore, dal campanismo. Le prime in classifica stanno correndo meno, meno 4, meno 2, meno 1, meno 1. C'è una fascia, la fascia dell'Europa League va un po', ma anche le ultime in classifica, vedete, dalla la lotta, diciamo, alla retrocessione, dalla 14ª alla 20ª, una sola squadra ha un punto in più, gli altri hanno gli stessi punti e due punti in meno, anzi anche la 13ª e anche la 12ª. Ragazzi, si sta correndo di meno. Smitizziamo quello che verrà detto tutte le cose, che è un campionato di alto livello. D'altronde, e termino perché Valerio mi ha chiesto, e io insomma, per educazione e rispetto di un fuoriclasse sarò super breve oggi. Il mio pallino di giocare le coppe europee, tutte le squadre italiane, in questo lo sapete, io sono molto europeista, italianista. Bene, è uscita una statistica, chissà se ci hanno ascoltato, dei 7 campionati, quindi neanche i Big Four o i Big Five, i 7, le squadre italiane dei 7, quindi anche il campionato portoghese, dei 7 ragazzi, le squadre italiane sono che in questi primi 2 turni quelle che hanno fatto meno punti. Quindi Cuba punti l'Europa, ma Cuba, ma intanto tu in Europa i punti, invece tu non li vai in Europa i punti e Cuba punti, ma la lotta per la recessione che non va in Europa, che Cuba punti, stiamo andando piano. Ecco perché, ma lo affronteremo in un altro momento con calma, se avete piacere di sentire le mie analisi, sicuramente molto di più Valerio, perché c'è da ragionare non da tifosi di qualunque squadra durante la partita, ma dopo via il qualunquismo. Se vogliamo leggere, e ho trovato questo vecchio libro nella biblioteca dei miei genitori, quindi guai a insultarmi perché la biblioteca di Guido non è fornita come quella di Leopardi, è molto vecchio questo libro, quindi non sono andato a comprarlo apposta, caro signore. Ho finito perché bisogna essere brevi, il che fare chiama. Sì. Guido, io ti abbraccio fortissimo, è una giornata straordinaria, ce la godremo con calma, questa per una volta insomma ce la possiamo estendere, per colpa mia che devo andare via. No, non a presto, a presto, è così, è il lavoro. Sono contento che diciamo, la mia risposta a questo amico Bellino aiuta a ragionare e a non condannare, perché poi vogliamo i giovani e sentono male a sentire con giocatori campioni d'Italia, Gattuso out. No, calmi, ragazzi. Esattamente. Calmi e godiamoci il percorso. Un abbraccio a tutti. Valerio, consentimi, anche ai dentisti. Sempre. Grazie mille Guido Gentile, sono mortificatissimo. Vedi, per esempio, questa è una domanda bella che recupereremo. Filippo, secondo te conterà il fatto che non c'è il mese di dicembre, che le squadre sono tutte domande interessantissime che leggevo nel sottofondo e le recupereremo. Ragazzi, vi voglio bene, lasciate questa è proprio una live strettissima, proprio oggi che è un mostro. Colpa mia, che ci posso fare? Lasciate dei like così io lascio la musica. Falso, e faccio solo YouTube 24 ore su 24. Falso. Quindi lasciate dei like, forza Napoli sempre, e ricordatevi che, perché alla fine certe cose vanno dette come vanno dette, e ve l'ho detto anche l'altra volta, forse però i più attenti non sapevano. Il Napoli quest'anno, se